Chiste che vi conti a uei e la ciamesa da long content, che sta da ciappada sua a Cormons dal 1912. Era una volte un re che aveva dome un fi, e chi sfi a non era mai contento, non rideva mai e non lo aveva venuto di quel che varesse potuto ve in ta sua posizione. Di band il pari giù offriva gnos divertiments, fiestis o qualsiasi robe che il mondo poteva offrire. Gnos ciavai, gnovi bestis, gnos palaz, gnovi feminis. Nuie, il principe, e stava sempre siarato in ta sostanze con le muse dure e non voleva nuie. Lunedì, il pari, strag di questa situazione, al manda un ambassador in giro pal mondo a ciricui che poteva conoscere la ragione di chist scontent dal fi, invitando a corte qualsiasi dottor, mago, strolic, strie o benandant che pensava di poter ciatare la cura alla malattia dal fi. Qui che sares arrivata a guarilu, al vares vuto in ricompense un biel grun di bez. Così el partis l'ambassador in gir pal mont col so ciaval. E dopo un po' di tempo, a cort era arrivata tanta indità in puest e duc e facevano un gran ciaccarà sulla malattia del giovane principe. Ma nessuno chattava il motivo di tan scontent. Una sera, un mago venuto di tan lontan ha deciduto di là sulla tor più alta dal ciel. E in tavolte di stelis al viot come parinciant una forme blanche di ciamese e al capis se che si vares vud di fa per guarire il principe. Al corca dal re e gi dis che per guarire il fi al vares dovut ciata un on content, fassi dalla ciamese che il veve in tor e fa le metti al principe. Chist lo vares guarì dal malcontento. Oh, non potessi immaginare al re troppo felice che l'era. Allora al clama l'ambassador e lo manda pal mondo a cirì un on content. E di nuovo, col so ciaval, l'ambassador al partis. Come se fosse facile, c'ha un on content. Gira, alciate a un certo punto un predi di cui duc ciaccaravano un gran ben e lo porta cada al re. E il re ci domanda: allora, sei tu contento? Sì che sono contento, disse il predi. Allora, se tu sei scontento, ti farai diventare vescovo. Oh, grazie, vostra maestà, disse lui. Ma il re, con tune muse nere come il temporal, rispin, ma allora non tu sei veramente contento, se no non ti interesserebbe di cambiare. Va via di qua. E così il pur predi e torna a casa so. E l'ambassador e torna di lunga partì. A Siri qualchidun che sedi contento. Lunedì al ven a savè di un re che il veve tutto. Alveve 15 nemis, alveve une biele, buone femmine per regine, che io reve tan ben, tanci fis, duci in buone salute. Insomma, non ci mangiava proprio nuie. Così, per conda il re l'ambassador al va a visitare chi stomp fortunato e a domandaggi la socia mese. Ma chist re a rispin tutta vilit.
Sì, è vero. Tu hai ragione. Io hai proprio tutto. Ma se tu sapessi, non podi neanche dormire la notte pensando a tutto se che devi lasciare quando mi toccherà di morire. Che pensier mi rende un'evore infelice. L'è così che l'ambassador el torna a Manvedis cada il suo re. Il puer pari allora, per sfogarsi, el decide di organizzare una battuta di chasse, una battuta come una volta, tassottiaris, acciapà, jeurs, ciavriui, cerfs, insieme a tutta la sua corte. In stes che il veve e il cur pesante, pensando a Sofì che probabilmente e sare smuart senza chattai une cure. A un certo punto e spara un gneur. Bum! Ma il gneur su e tanto al va via. Il re allora ricorda ora in tune boschette e dal mies dai baras e il si piarte si slontana di tutte le corte che lo accompagnave. Proprio lì, in tal mies da boschette, e sint qualchidun che si vile. Sì, e il cor da ur al sunur e dal mies dai chams fur da boschette e il ciate un zovin che stava quincian li vis. Buondì, maestat, così di buon'ora in campagna. Oh, benedetto che il zovin, tu vieni con me a Palace, tu diventeras me a me. Oh no, grazie da lufiarta, ma noi pensi neanche, oh, stai masse ben culi. C'è light, c'è biel ciamput, e il soreli. Oh, se biele giornate che io ho, non mi cambieresti neanche col pape. Ma per sé, tu sei così giovane, ti fai diventassi or. Pensa, biei palas, bieli femminis, biei vestis. Oh no, grazie, stai ben così, sei contento lì e basta. Oh, finalmente, un uomo felice, aspetta lì, o torni subito. E disin così. Il re al torna in da ora acclamai i cortesans perché vi odin l'on content. Venite subite, disse il re felice come ne pasche. Me fio le salve, me fio le salve. E alla partà ducca dal zovin di Zingi. Benedetto zovin, ti prei, dammi. Ce voleis, o maestat? Disemi che podi fa per voi. E il re gli ordena di svicinarsi. Me fi, al sta per morire. Sol tu podi salvarlo. E Luciapa smaneò spagiachette e scomense a sbottonare. Tuc, io un botton. Tuc, un altro botton. Tuc, un altro botton, che per altri erano un par sorte. Ma tutta un tratto al si ferme. Buttei voi per aria? Mole i braccia pendulon? E arreste come una statue. Che il zovin content non veve neanche la ciamese.